Nell'Unione Europea la superficie agricola, dati Eurostat 2016, è di 173,3 milioni di ettari, utilizzata da 10,5 milioni di aziende agricole. Quasi il 60% da soli tre stati, Romania, con una quota del 33%, Polonia e Italia. Da noi le aziende agricole sono circa 1.145.000, in calo del 31,8% nel decennio 2007-2016. La diminuzione delle aziende è una caratteristica strutturale comune a tutti gli Stati membri. Nell'Unione Europea è al meno 24,2%, in Veneto del meno 48%. L'agricoltura europea può essere definita un'agricoltura frammentata. Circa i 2/3 delle aziende agricole sono piccole, 65%, non superando i 5 ettari di superficie agricola utilizzata. Ma negli ultimi 10 anni queste diminuiscono costantemente, meno 29%, mentre aumentano di quasi il 4% quelle con SAU superiore ai 50 ettari, ora il 7% del totale. Il modello agricolo italiano si scontra con quello di altri grandi paesi europei, come Francia, Germania, Gran Bretagna, dove prevalgono le aziende di grandi dimensioni. Inoltre, sempre a livello europeo, quelle con più di 50 ettari, pur essendo solo il 7% del totale, concentrano oltre il 68% della superficie complessiva. Quelle inferiori a 5 ettari, quasi il 65% del totale, occupano solo il 6% della superficie agricola. L'Italia, con una SAU media aziendale di 10,6 ettari, in crescita del 31,5% nel decennio, presenta comunque un valore inferiore a quello medio dell'Unione Europea, pari a 16,7 ettari per azienda. Valore che in Veneto ha avuto un incremento importante, passando da 5,7 a 10,9 ettari per azienda.